Conoscete le zucchette di pane? Sono dei bellissimi panini morbidi realizzati con un impasto arricchito dal colore, dal profumo e dal sapore della zucca, che hanno la bellissima particolarità di avere proprio la forma di una zucca. Sono semplicissimi da preparare, ma il loro successo è assicurato, quindi mettiamoci all'opera e vediamo come preparare le zucchette di pane. Procedo lavorando l'impasto di questo lievitato con una planetaria. Potete fare lo stesso se avete anche voi una planetaria, oppure lavorare a mano. Quindi ho mixato le farine Manitoba e 0 o Manitoba e 00 e vado a metterle nella ciotola. Aggiungo il lievito di birra secco e lo zucchero che mi aiuterà ad attivarlo. Do una mescolata alle polveri e poi proseguo aggiungendo gli ingredienti liquidi. Quindi l'impasto è un semplice e tradizionale impasto lievitato che avete sicuramente già fatto o visto fare tantissime volte. Aggiungo la purea di zucca, è una zucca cotta al forno e frullata con un mini primer. Chiaro circa d'olio di oliva. Monto il gancio, inizio a lavorare l'impasto per far sì che la purea di zucca vada a richiamarsi la farina. Poi andrò ad aggiungere gradatamente il latte. Ricordiamoci sempre che quando facciamo un impasto come questo, dove abbiamo un ingrediente liquido come la zucca che non sappiamo effettivamente quanta acqua di vegetazione ancora conserva e quindi quanto contributo liquido darà all'impasto, è preferibile avviare la lavorazione in questo modo qui e poi regolarsi anche un pochino ad occhio con l'aggiunta degli ingredienti liquidi. Ho lavorato un po' quindi l'impasto, ho fatto assorbire un po' di farina dalla zucca, adesso aggiungo pian pianino il latte. Il latte, alla fine l'ho aggiunto tutto, ma dovevo anche un po' aspettarmelo visto che sto utilizzando una farina ad alto assorbimento, quindi ricordate, con i lievitati dovete sempre considerare anche la tipologia di farina che state utilizzando. Ho ottenuto un impasto abbastanza morbido che si è incordato e si stacca completamente dalle pareti della ciotola. Vado ad aggiungere il sale, sempre come ultimo ingrediente, e completo così la lavorazione. A questo punto l'impasto risulta ben lavorato, morbido, incordato appunto al gancio, si è staccato completamente dalle pareti della ciotola. Gli vado a dare un'ultima lavorata a mano, questo per renderlo un pochino più liscio, e poi volete mettere la soddisfazione di toccare l'impasto a mano e completarne la lavorazione in questo modo. Gli do una forma sferica, guardate qui che bel impasto. Prendo una ciotola capiente, la ungo con un filino d'olio, sporco ben benino tutta, in maniera tale che dopo si stacca benissimo il nostro impasto dalla ciotola, e lo vado a sistemare proprio all'interno della ciotola. Come sempre copro con pellicola alimentare e vado a mettere nel forno spento con la luce accesa per la lievitazione, deve raddoppiare il suo volume, ci vorranno 2-3 ore. L'impasto delle nostre zucchette di pane è pronto, è lievitato, ha raddoppiato il suo volume, guardate qui com'è bello. Adesso lo vado a sgonfiare e lo trasferisco sulla spianatoia. A questo punto lo divido in 8 parti, quindi allungo un po' perché verranno 8 panini. Lo divido a metà e da ognuno di questi devo ricavare ancora 4 parti. Per essere un po' più precisi possiamo pesare i nostri pezzi di impasto e regolarci di conseguenza, aggiustarli affinché abbiano tutti lo stesso peso. Ovviamente in questo modo sono dei pezzi di circa 130 grammi di peso. In questo modo vi verranno delle zucchette belle grandi, potete anche pensare di farle più piccoline. Il procedimento è lo stesso. Quindi vado a arrotolare questi impasti su se stessi, a pirlarli, a formare dei panini. Questa è la parte più bella di questa ricetta, quindi fatevi aiutare dai vostri bambini. In particolar modo se vi ritrovate in una domenica pomeriggio piovosa in casa e quindi dovete trovare un'attività, questa è sicuramente una bellissima attività e poi un'attività manuale, quindi è qualcosa di molto bello, molto creativo, e poi è sempre molto bello comunque far impastare i bambini, fargli ritrovare quel senso di vicinanza alla materia prima che molto spesso non hanno.
ma è anche una bellissima idea per un laboratorio creativo, magari in occasione di Halloween. Non dobbiamo preparare per forza zucche mostruose, possiamo preparare anche delle zucche bellissime tutte da mangiare. Assicuratevi sempre di aver chiuso bene il panino alla base. Eccoci qua, dopo aver fatto tutti i panini arriva la parte più creativa, quella che trasformerà i panini in zucca. Abbiamo bisogno di spago, dello spago da cucina. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo legare il nostro panino come un caciocavallo ad 8 spicchi. Quindi facciamo passare prima lo spago sotto al panino, un capo lo manteniamo, ok? La parte più lunga invece la giriamo intorno e la facciamo passare sotto al panino. Facciamo ancora la stessa cosa, quindi dobbiamo ancora andare sotto al panino e ancora in quest'altro verso dove c'è più spazio praticamente facciamo passare ancora una volta lo spago intorno al panino. A questo punto tagliamo e chiudiamo proprio con un fiocchetto praticamente. Abbiamo semplicemente legato lo spago intorno al panino formando 8 spicchi. Man mano che i panini sono pronti li sistemiamo su una teglia dove abbiamo messo della carta forno, perché adesso dovranno lievitare ancora in maniera tale che gonfiandosi il panino nei punti in cui è presente lo spago rimarrà fermo e si creeranno proprio questi spicchi ben evidenti. Procedo allo stesso modo con tutti gli altri panini. Io ho completato tutte le zucchette, le ho legate tutte, adesso le faccio lievitare ancora 3/4 d'ora circa. Ovviamente rendetevi sempre conto in base alla temperatura dell'ambiente, a quanto lievito avete utilizzato, si devono ben gonfiare. A questo punto le zucchette sono lievitate, guardate qui che carine, già iniziano ad avere l'aspetto delle zucchette. E vado ad infornarle, le inforno così, ancora legate, il filo lo andrò a togliere solo dopo. Quindi le inforno 180 gradi, forno statico, preriscaldato, 20 minuti circa. Poi le sforno, le lascio raffreddare e completo la decorazione. Eccole qui, le mie zucchette sono pronte. Lasciatele raffreddare un pochino, meglio se le mettete su una gratella si raffreddano prima. Possiamo andare a togliere lo spago. Quindi lo andiamo proprio a sfilare. Potete tranquillamente tagliarlo anche qui alla base e procedere in questo modo qui, praticamente tirandolo. Ecco. Ovviamente dobbiamo togliere tutto lo spago prima di servire queste zucchette, quindi fate attenzione. E dopo aver liberato tutte le zucche dallo spago, e vi assicuro sono già belle invitanti così, noi facciamo qualcosa in più che le faccia somigliare ancora di più a delle zucche. Quindi prendete dei chiodi di garofano se non avete altro, ma vanno benissimo anche dei piccioli di mandarino ad esempio, stanno molto bene. Diversamente procedete semplicemente con un chiodo di garofano e lo andate ad infilare a testa in giù al centro di ogni zucca. Questa andrà a simulare il picciolo. Ovviamente scegliete i chiodi di garofano un po' più grandi perché la zucca è grandicella per i chiodi di garofano utilizzati. Il picciolo di mandarino ad esempio è un po' più grande, quindi dà più l'idea del picciolo della zucca. E poi devo dire emanano anche un ottimo profumo. Ed eccole qui, le mie zucchette di pane sono pronte, bellissime, una più bella dell'altra, hanno anche un ottimo profumo. E poi alla fine, oltre ad essere bellissime e decorative in un buffet a tema, sono proprio qualcosa di eccezionale. Sono, come vi ho spiegato, il lavoretto perfetto da fare anche con i bambini, magari proprio in occasione di Halloween, perché non è solo una festa dei mostri Halloween, mostri e fantasmi, è la festa delle zucche, la festa delle caramelle, insomma la festa dove rallegrarsi un po'.
sono perfette anche per la merenda dei vostri bambini, soprattutto in questo periodo, e sono così morbide e buone che adesso vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Apriamone una, possiamo prelevare praticamente uno spicchio alla volta, cioè dentro sono dei panini morbidi, dove l'impasto è reso così morbido e così saporito proprio dalla zucca. Che profumo, buonissime! Buonissimi! Buoni da soli, perfetti per una merenda, da assaggiare anche con farcitura dolce o salata. Buoni buoni! Se vi è piaciuta questa ricetta mettetevi subito all'opera, preparate anche voi le zucchette di pane, lasciatemi sempre un like ed un commento, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette in uscita. Io vi aspetto alla prossima ricetta! Un bacione a tutti, ciao!